A Cantiamo Napoli come sempre non poteva mancare la bella, la giunonica Teresa Rocco. Una domanda ti voglio fare, ma qual è l'ingrediente che ti fa essere sempre più bella? È la voglia di vivere e la musica. La musica è un ingrediente veramente importante e speciale, quindi è un messaggio di comunicazione, la musica che ci porta a vivere e a stare bene, perché quando stiamo bene noi stanno automaticamente bene anche loro. Ben detto, quindi prendete esempio dalla grande maestra. Sì, vabbè, la penna rossa, dalla penna rossa. Famiglia Criscuolo, ringraziando Sì. sempre loro. Grazie sempre ad Alfonso, che devo dire è una persona eccezionale, una persona veramente che si prodiga tanto e fa tanto per la canzone napoletana. E noi dobbiamo semplicemente dirgli grazie ed essere veramente legati a questa grande famiglia che offre tanta disponibilità, tanta familiarità e soprattutto questo posto incantevole, per cui le persone che sono interessate a voler fare cerimonie, battesimo, comunione e quanto più ne hanno più ne mettono, possono venire qui tranquillamente. Villa Mirabella. Bella, bella. Una Sei sorta di improvvisata. spot per il ristorante. Sei stata spontanea e Sì. bella come sempre. Grazie a te, Ida. E Grazie. la canzone invece che ci farei ascoltare? E la canzone che ti faccio ascoltare e faccio ascoltare a loro si chiama Core Core Mio. La mia preferita. Sì, sicuramente sì. Quindi dobbiamo fare il nostro saluto a chi ha Cantiamo Napoli. E se ne va senza te, una sera sto male, mi sento vacante perché non ci stai. Tutti i momenti più belli su fotografia, stampati lentamente che non si cancellano. Come ti scorda più, sia vita mia.